Dragi gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Kakšen je naš odnos do današnje kulture udobja in bega pred odgovornostjo? Se v njej dobro počutimo ali smo v tej kulturi smrti utrujeni in ne opazimo niti bolečine sočloveka? Humanist Pierre Teilhard de Chardin, eden najpomembnejših graditeljev dialoga med krščanstvom in sodobno kulturo, pravi, da je največja težava naše individualistične družbe bolezen duha. Globoko v sebi hrepenimo po zaupanju in sprejetosti. Ali si ne želimo v letu družbene pravičnosti kulturo življenja? Poglejmo, kako lahko stopimo z njo v dialog. Na povabilo gibanja Fokolarov oziroma Marijinega dela sta prejšnji konec tedna Slovenijo obiskala Brazilka Vera Araujo, doktorica sociologije in družbenega nauka cerkve, in italijanski novinar ter strokovnjak za področje družine Nedo Pozzi. Na celodnevnem srečanju v centru Spes v planini pri Rakeku sta govorila o tem, kako z evangelskimi vrednotami prekvasiti celotno družbo. Karizma ustanoviteljice gibanja Chiare Lubich namreč v samo središče postavlja idejo edinosti, ne samo med vernimi, ampak med vsemi ljudmi. E questa è la grande scoperta del carisma di Chiara Lubich, che poi si esprime in un amore che è capace di unire, che è capace di mettere le persone, le società insieme, di unire il mondo in una visione veramente che è secondo i tempi, che è necessaria a questi tempi appunto di globalizzazione, di mondializzazione. Cosa può mettere insieme gli uomini se non la forza dell'amore e dell'unità? Proprio attraverso l'interazione con persone che vogliono vivere il positivo che c'è nell'uomo oggi. Sono esperienze che noi facciamo, ecco, e che non vogliamo tenere nel chiuso del nostro recinto, ma che vogliamo offrire alle persone, agli uomini che incontriamo nel nostro vivere, perché sia possibile moltiplicare questa realtà positiva che cambia il sociale. È quella di comprendere e di capire che l'amore è la forza più grande che esista nell'universo e che l'amore ha la capacità di muovere le montagne, di muovere i cuori, di cambiare il mondo. E ogni volta l'uomo deve rifare questa scoperta e attuarla. Srečanje je nosilo naslov Naj bo na zemlji kakor v nebesih. Cilj dialoga je torej vzpostaviti stanje, ki presega zemeljsko stvarnost, saj je v ljubezni do bližnjega navzoč tudi Bog. Med pričevanji smo lahko prisluhnili izkušnjam nekaterih pri gradnji dialoga s sodobno kulturo na področju zdravstva, podjetništva, sociale, šolstva, novinarstva in družine. Kako torej Bog vstopa na ta področja? Ma Dio non è che entra, c'è già. Questo è il punto. Dio c'è già, Dio è dappertutto. Dio è il creatore, dunque c'è. Si manifesta, si vede, quando le persone si mettono ad amare. Perché abbiamo sentito dalla carrellata di esperienze che sono state dette che appunto i dialoghi sono molteplici, quasi tutti i settori dell'agire umano. La loro bellezza è questa, non tanto di fare una crociata verso qualcosa in cui vincere, ma quanto cercare di unirsi a tutti i fermenti positivi che già ci sono nel sociale e che uniti possono veramente cambiare la società oggi. Delle persone che hanno cominciato ad amare per primo hanno suscitato nel loro ambiente, nei loro colleghi, anche in quelli che li erano avversi, hanno suscitato prima rispetto, poi ammirazione o addirittura reciprocità. Ecco, dove questo avviene, lì c'è Dio. Prav s to vero sem uspela narediti korake, da sem ostala optimistična. Pa
kjerkoli živim, bodi si ker stanujem ali v šoli ali med sorodniki in tako. Gradim na odnosih in mislim, da je to osnova, da potem lahko tudi dosegaš neke rezultate, če teh odnosov ni. In mislim, da v našem podjetju smo kar zadovoljni, kar se odnosov tiče. Edinost, ideal ali resničnost. Niti ni tako pomembno. Pomembneje je, da je znana pot in da obstajajo posamezniki in skupine, ki se zavestno trudijo hoditi po njej.